Oggi ricorre la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, come ogni anno la terza domenica di novembre. Appunto ricordiamo i nostri cari che hanno perso la vita in maniera tragica, traumatica sulle strade. È importante oggi la presenza anche delle istituzioni, è un segnale forte che noi vogliamo dare, la memoria di quello che è successo ai nostri cari deve servire da monito, da insegnamento ai posteri. Oggi siamo qui non solo per ricordare le vittime della strada, i morti, i feriti e i familiari delle vittime della strada, ma siamo anche qui per ringraziare tutti gli operatori sanitari, le istituzioni e soprattutto per ringraziare tutti coloro che quotidianamente si battono per togliere questa grande piaga sociale. L'ACI cerca sempre di sensibilizzare, ne fa una mission principale, quella della sicurezza stradale, con grande sensibilizzazione fa notevoli, numerose giornate sull'educazione stradale a tutti gli studenti, dalle scuole materne sino alle scuole di secondo grado. E questo è l'unico impegno, perché noi non si può più sopportare che in Italia muoiono oltre 3.000 persone all'anno. Significa come se un paese come Bivona, Giangiana, con un paese come Caltabellotta sparisse dalla cartina geografica ogni anno, e questo non è più accettabile. Dobbiamo impegnarci tutti nel nostro piccolo, chi più, chi meno, dobbiamo impegnarci affinché ci possa avere una mobilità responsabile.